Il moto dei profughi che cercano un futuro e sicurezza in Europa sta cancellando gli accordi di Schengen. La Turchia, che tratta con Bruxelles per gli immigrati, inasprisce la repressione del movimento curdo. In Montenegro sta nascendo un resort da 1,5 miliardi di euro, un albergo anche in un ex lager italiano. Il Museo Nazionale di Sarajevo risorge dalla crisi finanziaria per produrre una memoria condivisa della Bosnia. I cambiamenti climatici minacciano i ghiacciai e l'ecosistema delle Alpi orientali. L'ondata di profughi che sta risalendo ai Balcani sta cancellando gli accordi di Schengen sul controllo comune delle frontiere in Europa. All'interno dell'Unione risorgono nuove barriere, sulle frontiere ritorna il filo spinato. Il tentativo di arginare il flusso dei profughi con un accordo con la Turchia di Erdogan è fallito, quando il cancelliere austriaco Faymann in un'intervista ha ventilato la possibilità da parte di Vienna della sospensione dei trattati di Schengen se la Germania non accettasse più i profughi. Nei Balcani è stato il panico. A spiegare cosa succede con gli accordi di Schengen è il professor Georg Meyer, coordinatore del corso interuniversitario di studi diplomatici di Gorizia, dove insegna relazioni internazionali. Succede che quello che è uno degli accordi fondamentali della vita comunitaria, anche se non era nato in realtà il Trattato di Schengen come trattato comunitario, ma poi lo è divenuto, è ad altissimo rischio. Perché? Perché i singoli stati ritengono di poter risolvere, isolandosi, chiudendosi, il problema indubbiamente pesante ed esistente dell'immigrazione e dei rifugiati politici dalle guerre. Questo naturalmente sarebbe devastante per la vita dell'Unione Europea. L'Unione Europea come dovrebbe reagire a questa crisi? Naturalmente in modo unito e condiviso. Ma sappiamo anche che finora l'Unione Europea non è mai stata in grado di esprimere delle politiche che non siano nel settore essenzialmente economico e sociale veramente di grande forza e unità. Tutti i paesi sulla cosiddetta rotta balcanica dei profughi, Grecia, Macedonia, Serbia, Croazia, Slovenia e la stessa Austria, hanno il terrore del momento in cui la Germania chiuderà le frontiere ai rifugiati. Una vera chiusura tedesca sarebbe naturalmente disastrosa, perché quello che è ormai un avviato flusso di profughi non troverebbe più un punto di sbocco. Evidentemente la Germania diventa un punto focale dell'intera situazione. Nulla da stupirsi, perché è il paese sicuramente più ricco, più forte dell'Unione Europea, però è difficile a volte interpretarne le scelte, le decisioni politiche, sono contraddittorie tra grande apertura e improvvisi irrigidimenti. Bruxelles con che provvedimenti potrebbe arginare il flusso dei profughi? Impossibile frenare l'arrivo di persone che hanno una condizione di vita disperata e non sopportabile. Noi vediamo dei malesseri naturalmente in questi autobus, treni sovraccarichi, campi di accoglienza eccetera, ma sono dei malesseri che per chi viene da sotto le bombe o che so io gas tossici o quant'altro sono ben lievi sofferenze, ben lievi problemi, quindi fino a quando non ci sarà una situazione di stabilità nell'area essenzialmente del Nord Africa e del cosiddetto vicino e Medio Oriente, il flusso sarà ben difficilmente arrestabile. Importantissima una politica di stabilizzazione in quelle aree, ma anche lì non si vede una politica congiunta dell'Unione Europea. Il Ministero dell'Interno croato già da alcuni mesi ha predisposto dei campi d'accoglienza nella zona di Dubrovnik, al confine con il Montenegro. Zagabria prevede che se l'Austria chiuderà i confini con la Slovenia, il flusso dei profughi si sposterà verso l'Albania e l'Adriatico. I profughi a quel punto potrebbero tentare di sbarcare in Puglia, Abruzzo o nelle Marche. Tradizionale paese di frontiera tra est e ovest, la Turchia vive una situazione paradossale. Da una parte l'importante crescita economica che la pone tra le economie emergenti, dall'altra la riproposizione di vecchi e nuovi conflitti che rischiano di minare il suo ruolo geopolitico di ponte tra Europa e Asia. La bomba esplosa a Istanbul il 12 gennaio del 2016 è molto più di un attentato e sembra quasi un avvertimento mafioso da parte dell'ISIS verso un governo con cui lo Stato islamico aveva concluso molti affari.
In effetti, dopo l'abbattimento del cacciabombardiere russo al confine tra Siria e Turchia, la Russia di Putin ha di fatto sigillato le frontiere dello Stato islamico e si è interrotto un fiorente scambio di petrolio di contrabbando che stava arricchendo sia l'ISIS che la Turchia. In questo contesto è ripreso in modo sempre più violento lo scontro tra esercito e forze di sicurezza turche e le organizzazioni militari kurde. Uno scontro che nel Kurdistan turco sta sempre più coinvolgendo la popolazione civile ed ha ormai le caratteristiche di una guerra a bassa intensità. Alla fine del 2015 abbiamo viaggiato nel Kurdistan turco per cercare di capire come stanno le cose. Decine di comuni e alcuni quartieri di Diyarbakir, la città più importante del Kurdistan, sono sotto coprifuoco. All'interno, insieme alla popolazione civile, si trovano alcuni combattenti curdi, giovani delle organizzazioni di autodifesa, reduci di Kobani e del Rojava e militanti del PKK. I combattenti cercano di impedire l'ingresso alle forze militari turche. L'intervento necessario per riprendere il controllo delle zone autogestite richiede l'utilizzo di carri armati, elicotteri ed armi pesanti, come ci racconta Zuhal Tekiner, sindaco della città di Silvan. Bisogna capire cos'è un coprifuoco. Durante un coprifuoco non si può uscire di casa, non ci si può muovere per nessuna ragione. Il coprifuoco a Silvan è stato dichiarato 6 volte e l'ultima volta è durato 12 giorni. L'ultima volta la potenza di fuoco impiegata dall'esercito è stata enorme. Colpi di artiglieria, pallottole ovunque. E così sono morti 12 nostri concittadini che cercavano di scappare dalle case crivellate dai colpi e sono morti davanti alle loro abitazioni. Più aumentavano gli attacchi, maggiore era la resistenza popolare. L'esercito turco ha abbattuto le barricate con i carri armati. Qui si è svolta la battaglia più cruenta. Questi sono i buchi delle mitragliatrici pesanti. Intanto dall'alto gli elicotteri lanciavano le granate e a volte i teloni le fermavano, ma quando raggiungevano la strada esplodevano in modo disastroso. Era come stare a Kobane. Nel momento in cui le potenze regionali come la Turchia, l'Iran e la vicina Russia mettono gli interessi nazionali al primo posto della propria azione geopolitica, i curdi propongono il superamento del concetto di nazione e una società autogestita senza uno Stato centralizzato. In tutte le città kurde, dalla più grande alla più piccola, sono stati eletti 2 sindaci, un uomo e una donna. L'eguaglianza di genere, la democrazia diretta e l'ecologia sono le loro parole d'ordine. Tutto ciò ha l'apparenza di un mondo alla rovescia, come i Rojava e Kobani, dove i combattenti e le combattenti kurde, dopo aver protetto l'autogestione attuata nelle città siriane liberate dall'esercito del dittatore Assad, hanno saputo fermare per primi l'avanzata militare dell'ISIS. In Serbia, durante una diretta della TV regionale della Vojvodina, uno sconosciuto ha mostrato davanti alla telecamera un revolver. La giornalista, malgrado la minaccia, non ha interrotto il collegamento. Il fatto ha suscitato molto scalpore. La sicurezza è una delle principali preoccupazioni dei serbi, soprattutto perché nel paese ci sono moltissime armi illegali. In media, ogni anno in Serbia, che ha poco più di 7 milioni di abitanti, ci sono circa 150 omicidi. 1/3 delle vittime sono donne. La costa del Montenegro, sospesa tra le montagne e l'Adriatico, con il suo fiordo gioiello, le bocche di Cattaro, è definita da alcuni addirittura drammatica ed è da oltre un decennio meta di grossi investimenti immobiliari. Uno dei progetti più ambiziosi è quello di Luštica, una penisola di 680 ettari coperta fino a qualche anno fa solo dalla macchia mediterranea, che il governo di Podgorica ha ceduto al gruppo Orascom del magnate egiziano Sami Saviris, attraverso la società Luštica Development, di cui il governo montenegrino è socio al 10%. Orascom prevede l'investimento di oltre €1 miliardo nei prossimi anni. Luštica Bay è essenzialmente una nuova città che costruiamo su 680 ettari della costa adriatica, una città basata sull'economia del turismo. Il progetto comprende 7 alberghi, oltre 1000 appartamenti, 500 ville e case, 2 marina e un campo da golf disegnato dal campione Gary Player.
L'Ušt'ica Bay sarà accessibile e aperta a tutti. I primi 70 appartamenti sono stati già venduti. Siamo orgogliosi di dire che i nostri clienti sono di 21 nazionalità diverse. I primi clienti erano svizzeri e egiziani, poi serbi, russi, ma anche francesi e inglesi. Voi puntate molto sulla sostenibilità del progetto. Mi spieghi come si coniuga la sostenibilità con la costruzione di un'area di 680 ettari? Tutti gli interventi finora sono stati fatti massimizzando la sostenibilità. Abbiamo adottato lo stile locale dell'architettura. Qui c'è molto lavoro di scavo di roccia calcarea, roccia che abbiamo reimpiegato nella costruzione dei frangiflutti del porto e per la copertura delle case. Nelle costruzioni usiamo tecniche di efficientamento energetico, quali pannelli solari, orientazione delle case. Per quanto possibile usiamo materiale di provenienza locale. E sulla rivista di l'Ušt'ica Bay si legge che per provenienza locale si intende un raggio di migliaia di chilometri. Nel progetto rientra anche la trasformazione della fortezza Mamula in un hotel a 5 stelle, progetto approvato dal Parlamento con molte critiche perché a Mamula tra il 42 e il 43 l'Italia fascista internò oltre 2.300 civili, di cui almeno 130 morirono. Su Mamula l'amministratore delegato di l'Ušt'ica Bay è di poche parole. L'obiettivo è di aggiungere un'ulteriore attrazione al progetto l'Ušt'ica Bay. L'hotel sarà aperto al pubblico e ci siamo impegnati a includere nel progetto una stanza della memoria dedicata al significato storico della fortezza. Peter Uljarevic, che ebbe sua mamma, la zia e la nonna internate a Mamula dopo che i fascisti incendiarono i paesi sopra Cattaro, fucilando buona parte della popolazione maschile, dà una sua lettura sul resort da 15 milioni di euro. Non mi sembra una grande cosa perché da quanto ne so è il primo campo di concentramento che diventa un hotel di lusso. Purtroppo non decidiamo noi se effettivamente si farà questa stanza della memoria, almeno non sarà tutto inghiottito dall'oblio, ma non renderà giustizia. Lì venivano rinchiusi anche i bambini e morivano pure loro. L'organizzazione Mans, che da anni denuncia casi di corruzione e politiche orientate a favorire gli interessi degli investitori invece che quelli dei cittadini, ha calcolato che la concessione per 49 anni dell'isolotto di Mamula al prezzo annuo di 49.000 euro è stata una svendita. L'affitto al metro quadro di uno spazio per una bancarella a Podgorica o a Budva costa molto di più. Mamula è quindi l'esempio di come la privatizzazione fatta finora era nell'interesse soprattutto degli investitori, avvantaggiati anche da tassazioni molto favorevoli. Quando il Museo Nazionale di Sarajevo fu chiuso 4 anni fa per mancanza di fondi, ci fu chi parlò di culturicidio. I 60 dipendenti che operavano in quel che è considerato il British Museum dei Balcani da oltre un anno non ricevevano gli stipendi. I pochi finanziamenti ad hoc stanziati di tanto in tanto non bastavano neanche per le spese di riscaldamento e nei mesi più freddi si era costretti a chiudere al pubblico. Adnan Bulsulagic, al tempo direttore del museo, raccontava di essersi rivolto perfino alla comunità internazionale. Il museo non era mai stato chiuso, neanche durante l'assedio tra il 1992 e il 95, riuscendo a sopravvivere lungo i suoi 128 anni al collasso dell'impero austro-ungarico, a 2 guerre mondiali, al disfacimento della Jugoslavia, ma non al complicato sistema governativo della Bosnia. Inaugurato nel 1888, il Museo Nazionale della Bosnia-Erzegovina, oltre alla ricca biblioteca, nei suoi padiglioni di archeologia, etnologia, scienze naturali, custodisce 4 milioni di manufatti, tra cui il preziosissimo Agadah di Sarajevo, il libro dei riti della passione ebraici del XIV secolo, ritenuto il più antico Agadah sefardita. Per salvaguardare questo tesoro durante i mesi della chiusura forzata, gli stessi dipendenti si accollavano turni di vigilanza, anche di notte. Tante le manifestazioni di protesta e una volta senza finanziamenti l'amministrazione sigillò le porte del museo nel disperato tentativo di attirare l'attenzione sulla sua sopravvivenza. Era molto difficile per me vedere la porta d'ingresso chiusa. Non abbiamo mai smesso di prenderci cura del museo e mi sentivo orgogliosa di lavorare qui, anche se dovevo usare la porta sul retro per entrare.
La riapertura 4 mesi fa è stato un momento d'orgoglio per Sarajevo, città multietnica e multireligiosa, caratterizzata dal clima di tolleranza e rispetto tra islamici, cristiani ed ebrei. Un evento, un ritorno alla vita da celebrare con ogni onore, come il concerto nel bel giardino del museo dedicato al viaggio 600 anni prima della Gada, dalla Spagna attraverso l'Italia fino a Sarajevo. Mary Macliucio, compositrice delle musiche, trova attualissima la sua storia. Quello che successe a Gada secoli fa è quello che succede ancora oggi nella società. Fintanto che noi e loro resteremo divisi, la storia non cambierà mai. Le diversità etniche di Sarajevo devono unire, non dividere un popolo. Per me, se si dice questo è mio e questo è tuo, questa è la tua sinagoga, ma questa chiesa è mia o questa è la mia moschea, non va. Piuttosto è la mia sinagoga, è la mia chiesa, è la mia moschea. Vivo e ho vissuto in una città dove c'era tutto questo. Se tu mi togli la mia sinagoga, è come se mi togliessero la mia chiesa, la mia moschea. Dalla sua riapertura il museo osserva orari regolari, come ogni museo del mondo, e sono stati tantissimi i bosniaci che hanno partecipato alla campagna Il museo sono io, per organizzare sottoscrizioni e guardie volontarie e assicurare così una sorveglianza continua, perché di questi tempi il suo valore va oltre gli stessi tesori che custodisce, il valore della pacifica convivenza. Un inverno finora caldo con pochissima neve sta mettendo alla frusta il turismo della montagna in Austria, Slovenia e nelle parti orientali dell'arco alpino in Italia. Un inverno caldo in linea con i dati rilevati dai meteorologi negli ultimi decenni. Un innalzamento delle temperature che minaccia anche l'ecosistema alpino, soprattutto i ghiacciai. Renato Roberto Colucci insegna glaciologia all'Università di Trieste. I ghiacciai alpini si stanno riducendo molto, in particolare nell'ultimo trentennio. Questo perché le estati sono sempre più calde e sempre più lunghe e spesso sempre perché a livello alpino le precipitazioni invernali sono sempre più scarse. Il professor Colucci fa parte di un gruppo di climatologi italiani e sloveni che da alcuni anni stanno studiando gli effetti dell'innalzamento delle temperature sui ghiacciai delle Alpi Giulie, quello del Canin e del Montasio in Italia, del Monte Tricorno, il Triglav in Slovenia. I ghiacciai delle Alpi sudorientali, segnatamente delle Alpi Giulie, sono allineati a quello che accade a livello alpino. In particolare la riduzione degli ghiacciai delle Alpi Giulie dalla fine della piccola età glaciale, quindi dalla metà del 1800, è di circa il 90% in superficie. La peculiarità che li caratterizza in questo ultimo decennio è invece di una certa stabilità, mentre i ghiacciai alpini in generale continuano a ritirarsi. Questo perché localmente le precipitazioni invernali in media sono aumentate. Ci sono pericoli per l'uomo? Allora, i pericoli possono esserci, ma si riferiscono solamente ai ghiacciai più grandi, quindi quelli delle Alpi centro-occidentali soprattutto. Che cosa succede? La forte fusione estiva, che si chiama ablazione, porta o può portare alla formazione di laghi sopra il ghiacciaio, i laghi sopraglaciali, che possono collassare per il crollo della diga di ghiaccio che sta davanti, e quindi queste acque possono raggiungere violentemente con un'inondazione le vallate sottostanti. Per fortuna questi ghiacciai però sono monitorati continuamente e già nel recente passato è capitato proprio di svuotare artificialmente questi invasi naturali che si formano d'estate proprio per preservare i villaggi sottostanti. Nel 2030 sulle Alpi orientali in Slovenia, Austria e Italia ci saranno ancora dei ghiacciai? Probabilmente sì, saranno ancora più piccoli di quanto non lo sono adesso, ma questo se le precipitazioni invernali continueranno ad aumentare come hanno fatto negli ultimi 10 anni. Se invece rimarranno così, ma viceversa continuerà ad aumentare il caldo estivo e la lunghezza delle estati, questi piccoli ghiacciai sono destinati ovviamente a scomparire. Una curiosità scientifica. Il gruppo di ricerca internazionale non aveva moltissimi dati sull'estensione nel passato dei ghiacciai delle Alpi Giulie. Gli scienziati hanno fatto una ricerca d'archivio e hanno trovato mappe e fotografie risalenti ai primi del Novecento.
Usando le nuove tecnologie grafiche digitali sono riusciti a determinare con una approssimazione accettabile l'estensione dei ghiacciai. Il margine d'errore, estremamente ridotto, è dovuto al fatto che in ogni fotografia ci sono zone dei ghiacciai in ombra o nascoste dalla montagna.